Sindaco, siamo preoccupati. Siamo preoccupati, la situazione è grave, è iniziato tutto ieri ma si è accelerato molto, un po' perché ovviamente non piove da tantissimo tempo, un po' per la conformazione di questi versanti. La situazione è complicata, abbiamo avuto un grosso aiuto dai vigili del fuoco, dai volontari, dalla forestale, però abbiamo bisogno di mezzi aerei, che è l'unico modo per riuscire a circoscrivere il problema prima che diventi una vera e propria emergenza, che è già ma potrebbe peggiorare. Non so se ha visto, il versante di Resiutta sta scendendo verso statale, questo dovrebbe chiudere un'altra arteria importantissima con impossibilità di viabilità alternative, perché a tutti gli effetti non ci sono, quindi saremmo veramente in difficoltà, quindi veramente chiediamo l'aiuto. Perché qui quanti mezzi avete oggi? Uno? Oggi abbiamo solo un elicottero, solo un elicottero. Io so che ci sono grossi problemi in regione e anche nel resto dello Stato, però qui la situazione è preoccupante ed è un pezzo di Friuli molto, dal punto di vista naturalistico, importante, e perderlo sarebbe veramente un peccato. Oltre ai problemi logistici che ci sono al Comune di Resia e a tutti gli effetti isolati, quindi 1000 persone che non possono uscire da casa, dalla valle, è un problema enorme da superare nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile. Quindi è un appello che fa lei, inviateci altri mezzi. Sì, inviateci altri mezzi, l'unico modo per riuscire a circoscrivere il problema, perché il problema c'è, è visibile, però dobbiamo cercare di fermarlo qui, perché sennò abbiamo già provato nel passato e ci vogliono settimane con rischi enormi per coloro che ci vivono, per gli animali ovviamente. Qui siamo vicino ad un parco, siamo all'interno di un'area MAB UNESCO, una delle due in Friuli, quindi insomma è un territorio da valorizzare e da preservare in questo caso.